Allora, 29esima edizione della Festa della Trebbiatura. Allora, abbiamo visto l'assessore Marino Finozzi, che salutiamo. Intanto ci ha raggiunti anche il vicepresidente della regione Marino Zorzato, un saluto anche a lui. Allora, assessore Finozzi, abbiamo visto che ha portato sul trattore la nostra Laura Ferrari. Com'è andata? Tutto bene? Beh, un trattore di ultima generazione, una bella ragazza come Laura non poteva andare meglio, insomma. Quindi credo sia un giusto tributo, una bella festa quella di Campodoro, che ha visto anche quest'anno fissare un successo importante. Magari ieri il tempo non ha dato grandi opportunità, ma oggi tiene, quindi spero veramente che anche quest'anno la festa di Campodoro sia una delle più belle feste dell'agricoltura del Veneto. Allora, grazie a Marino Finozzi, assessore alla promozione, vicepresidente Marino Zorzato, che ha il referato anche a quella che è la cultura, e qui oltre a esserci dei trattori ce n'è anche tanta di cultura, mi pare, Presidente. Ma soprattutto ringrazio l'amico Marino che è qua con noi. In mezzo a questa enorme quantità di persone ho incontrato due coppie di stranieri, due coppie di inglesi che sono a Abano in questi giorni e che sono riusciti a perdere qualche ora a venire qua, a dimostrazione che queste iniziative non sono solo iniziative paesane rivolte a un mercato interno, ma se sappiamo valorizzarle bene, e da questo punto di vista il collega del turismo su questo sta lavorando, la vera promozione è fare in modo che questo tessuto nostro sia esportabile come proposta culturale e proposta anche turistica. Allora, mi pare che poi un altro dei valori espressi qui è quello del volontariato, perché a questa festa hanno contribuito oltre 400 persone. Questo vuol dire fare squadra, e mi pare che tra i vostri assessorati per il bene del Veneto stiate davvero facendo squadra. Senza volontariato e senza l'essere generosi di Veneti non si fa niente. E con Marino stiamo lavorando, con Finozzi, il collega, a un progetto straordinario che coinvolgerà il Veneto, che è il progetto della Grande Guerra, dove una miriade di volontari ci aiuterà a creare un progetto che per 4 anni farà del Veneto probabilmente il centro di un progetto europeo. D'altra parte abbiamo bellezze straordinarie, un territorio bellissimo, delle vestigia della Grande Guerra imponenti e un volontariato, e vai gli alpini, vai i carabinieri, vai i fanti e non solo la protezione civile, che ci aiuterà a rendere vivo questo progetto. Allora, è un momento di festa, abbiamo visto e ci siamo stupiti l'assessore Finozzi sicuro alla guida di un trattore. Il suo rapporto con la campagna, con il mondo dell'agricoltura com'è, vicepresidente Zorzato? Beh, io amo la campagna da sempre, vivo nella campagna, ma d'altra parte ci vuole qualcuno che guida il trattore e qualcuno che pulisce gli argini, i fossi, e che fa lavoro anche col badile, e quindi a me tocca stare giù dal trattore e lavorare, come si dice, con la schiena chinata sul campo di coltivazione. Allora, grazie a Marino Zorzato, vicepresidente della Regione Veneto, con il referato alla cultura. Naturalmente salutiamo anche Marino Finozzi, che abbiamo avuto questa mattina, e naturalmente tutti i nostri amici, il sindaco di Campodoro Massimo Ramina. Allora, sindaco, contento, qui sono venuti 2 pezzi da 90 della giunta, vuol dire che insomma le istituzioni sono sempre vicine. Per quanto riguarda la festa della Trebbiatura, qui a Campodoro la Regione ha sempre risposto veramente molto bene, sia con la presenza sia con qualche contributo, e devo ringraziare soprattutto anche Marino Zorzato, che per Campodoro ha dato molto, e soprattutto la giunta regionale. Grazie ancora della vostra presenza qui a Campodoro, e anche l'assessore Finozzi, che stamattina ha guidato anche un trattore, era qui per primo alle 8:30 qui a Campodoro, che perché voleva guidare un trattore, ha guidato da Bevadoro a Campodoro tutta la sfilata, e perciò per Campodoro è stato un onore. Grazie ancora. Allora, l'assessore Finozzi lo chiameremo sicuramente in altre manifestazioni, perché si è divertito tantissimo. Un saluto, ci ha raggiunti anche Mirko Patron, che è il presidente reggente della provincia. Allora, una bella manifestazione qui in provincia di Padova che ha coinvolto tanta gente.
Certo, il ringraziamento va naturalmente al sindaco, all'amministrazione comunale che è stato in grado di, in un momento di difficoltà, di mettere in piedi una manifestazione bellissima. La partecipazione è molto bella, dunque Massimo e anche Vincenzo che sono qua, che li conosco benissimo perché è collega, è stato con me anche in provincia. La provincia è veramente felice di partecipare a questa manifestazione anche perché la storia dell'agricoltura è la storia del nostro territorio che ha fatto grande tutta la provincia di Padova, dunque grazie veramente all'amministrazione comunale. Allora, grazie a Mirko Patron, presidente reggente della provincia di Padova. Chiusura velocissima con Vincenzo Gottardo, vice sindaco, a fianco a me c'è sempre Massimo Ramina, il sindaco. Allora, contento anche per le parole del presidente Zorzato, addirittura 2 inglesi sono venuti fin qui da Abano, ma chissà quanti altri ce ne saranno, perché è una festa importante questa. Sì, è molto bello che le amministrazioni, che i nostri referenti delle istituzioni provinciali e regionali abbiano partecipato con la loro presenza qui oggi. Oltretutto sì, io fino a ieri ero anche consigliere provinciale, quindi ringrazio il nostro presidente Patron che ha partecipato. La giornata è ancora lunga, ne vedremo ancora di belle fino a sera. Allora, grazie a Vincenzo Gottardo, vice sindaco di Campodoro, ha detto bene, ne vedremo delle belle e noi ve le faremo vedere con le telecamere di Verde Nord-Est.